Per la frittella garantisco io, veramente buona, croccante, un sapore eccezionale, la mi fare insieme. Allora facciamo, prima 3 cipolle, facciamo a fettine fine come stai facendo io, ci mettiamo un paio di pizzicate di sale e via, questa maniera, e giriamo belle belle e le facciamo riposare. Prendiamo una copparella, ci mettiamo 2 tazze d'acqua, io ci ho messo leggermente frizzante, se è gassata meglio ancora. Ora via da casa e ci mettiamo la caviglia. 2 pizzicate di sale, ci mettiamo un po' una pepe nero e 2 cucciarine e piparello piccante, secco. A farina mais 250 grammi, ce la mettiamo subito, questa maniera, aggiate con una frusta, la sbatte bella bella. Perfetto, prima altri 250 grammi di farina zero, e grano tenero, e ce la mettiamo pure. C'è sì. La pasta deve essere così, né tanta morbida né tanta dura, deve essere giusta. Ci mettiamo la cipolla dentro. Ci giriamo bella bella, a qua, ci impastiamo, guarda qua, mamma, l'olio già è cavolo, però prima di friggere ci mettiamo una grattata e formaggio sopra, pecorino, parmigiano, quello che volete. La frittura è pronta, l'olio è cavolo e ci metti dentro, cucciara avanti cucciara, incimusietto della frittura, guarda qua, mamma, cosa fina. Dove? Io che ho fatto? Come se incominciano a rossicare sotto e girati con la forchetta piano piano, su che è forte vasciati, se basciuizzati, costante ma non tanto forte e non tanto vascio, mi raccomando. E guarda qua, cosa fina!